L'azienda agricola Geva dei fratelli Giuseppe, Emanuele e Andrea Vita è stata presente su Rai 1 nella trasmissione Linea Verde Life. In tale occasione l'azienda Geva, specializzata nella coltivazione ed esportazione internazionale di prodotti ortofrutticoli, ha approfondito la coltivazione del limone biologico siciliano con tecniche moderne, la coltivazione del caviale di limone e il nuovo progetto della coltivazione del kojak, della patata dolce e della zucca rossa per la valorizzazione di specie orticole ai fini nutraceutici. Progetto Valorto, misura 16.1 PCR Sicilia 2014-2020. Nonostante le avverse condizioni climatiche delle ultime settimane, i fratelli Vita continuano a credere con fermezza che l'agricoltura gestita con tecniche innovative e con spirito di cooperazione sia un volano fondamentale per l'economia della nostra provincia. Ricordiamo che il progetto Valorto, curato dall'azienda agricola Gevi dei fratelli Vita, è stato presentato recentemente ad Agrigento alla presenza di qualificati esperti che hanno relazionato sui risultati ottenuti e che lo stesso si è proposto di trasferire e validare una serie di strumenti innovativi per la coltivazione di selezioni clonali di zucca d'inverno, patata dolce e varietà kojak, che ha mirato alla produzione di farine e alla valutazione di effetti salutistici di un mix opportunamente scelti e calibrati e sali minerali, mix equilibrati pensati per la salute del corpo, che possiedono caratteristiche anti-iperglicemiche, ipocaloriche con attività di ipercolesterolemia. Il progetto è nato anche per risolvere alcune delle problematiche connesse con le esigenze di innovazione e riqualificazione del settore orticolo regionale, rispondendo ad alcune delle criticità riscontrate in questo settore a livello nazionale ed europeo.